Nei primi 6 mesi del 2013 sono state 37 le persone che si sono rivolte alla questura, ma anche ai carabinieri e al commissariato di Conegliano per segnalare episodi di stalking subiti per lo più dal proprio ex partner. Non si tratta però di denunce, ma di richieste di ammonimento orale da parte del questore. Si tratta di un aumento vertiginoso. Nei primi mesi del 2012 erano state infatti solamente 7 le persone che si erano rivolte alle forze dell'ordine. Sì, nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato infatti 37 episodi che sono stati segnalati di richieste di ammonimento a fronte dei 7 del primo semestre dell'anno scorso. Quindi diciamo che il dato è più che quintuplicato. La lettura che si può dare tuttavia a questo incremento dei dati può essere duplice: da un lato un pizzico di aumento di questi fenomeni in ambito provinciale, dall'altro anche la maggiore fiducia che la popolazione ha nelle forze dell'ordine e la Polizia di Stato. Probabilmente permette loro di venire a denunciare con più frequenza questi episodi e ci permette anche di raggiungere quello che è il nostro risultato, di cercare un attimino di portare la situazione, ricondurre alla normalità della situazione tramite un ammonimento, tramite quello che è l'iter giudiziario della formale denuncia querela. E proprio nella giornata di martedì la squadra mobile di Treviso ha provveduto a catturare e portare in carcere un marito violento, un muratore 31enne kosovaro che per anni ha maltrattato, picchiandola in più occasioni, la compagna, una coetanea italiana. È un'escalation di maltrattamenti in famiglia che questa ragazza trentenne subiva dal marito, e calci, pugni, sberle, schiaffi, veniva trascinata per i capelli lungo le scale di casa, le scuse erano le più varie, la frequentazione, magari una telefonata fatta ad un amico, oppure il modo di cucinare la cena che non era gradito dal marito, e degenerava in aggressioni fisiche celate dalla donna per anni. Poi trovò 2 mesi fa la forza di denunciare il marito e eravamo già intervenuti agli inizi del mese di maggio notificando un allontanamento dalla casa familiare. Lui, per quanto allontanato, dopo 7-8 giorni ha fatto rientro in casa contro la volontà della donna, comunicando la volontà di rimanere in casa con lei e di continuare la convivenza. A questo punto lei si è sentita costretta e minacciata nuovamente, costretta a ripresentare la denuncia, e a questo punto la misura cautelare è stata aggravata ed è stato arrestato ieri e portato in carcere.